Ciao a tutti e bentornati. Come avrete capito dal trailer dell'Escape Room, alla ricerca della culla d'oro, organizzata dalla Proloco e 11 pazzi scatenati, siamo qui per fare i ringraziamenti. Però, prima di fare i ringraziamenti, voglio farvi vedere come si giocava all'Escape Room, perché probabilmente non tutti lo sanno. A me piace naturalmente definirla una caccia al tesoro abbinata a un Indiana Jones, con la differenza che qui però si torna a casa sani e salvi. E poi, in coda, successivamente, vedrete appunto il video di come giocavamo, quindi l'ambientazione e tutto il resto, e il video iniziale che serviva per dare tutte le informazioni e le emozioni per poter giocare e divertirsi nel modo giusto all'interno della nostra escape room. Bene, allora prima di cominciare con i ringraziamenti vi invito a mettere un bel like ed iscrivervi al canale YouTube della Proloco Provenzone. Bene, ringraziamo innanzitutto Simona Baldini per la scenografia e per l'aiuto di alcune idee su alcuni giochi, poi Re di Valvasino appunto per tutti i giochi che sono stati realizzati e anche per la logica di tutte le varie situazioni. Poi ringraziamo Giuseppe Capriz, detto Pino, per aver portato molta attrezzatura che serviva appunto da scenografia ed aver realizzato alcuni giochi. Ringraziamo anche poi Claudio Pascolo, Indio, che ha fatto il montaggio e lo smontaggio della sala. Ringraziamo anche i due Filippo, Stocco e Gubbiani, per averci supportato e aiutato per la realizzazione appunto del montaggio e dello smontaggio della sala. Ringraziamo anche Carlo Pascolo, che ci ha fatto il Tom Hanks della situazione, ovvero il patriarca Bertrando nel filmato che poi vedrete. Naturalmente anche il nostro Spielberg Michele Panichelli, che appunto ha fatto i due video, anzi i 3 video, più questo naturalmente. Un ringraziamento speciale anche per Loris Sormani, che appunto ci ha fornito le stanze per poter fare l'escape room, e non per ultimo la Proloco di Venzone e la fattispecie Aldo Di Bernardo. Naturalmente un ringraziamento particolare anche per Michela. Bene, ora i ringraziamenti li abbiamo fatti, vi auguro una buona visione dei 2 filmati che vedrete a breve. Un ciao a tutti e a presto per nuove iniziative. Madame e messeri, benvenuti. Mi presento. Sono Bertrando, patriarca di San Genesio, padrone indiscusso di questo feudo, delle terre, delle acque e di tutti gli esseri viventi che in esso prosperano. Vi ringrazio fin da subito per aver accettato di aiutarmi nell'impresa della ricerca della culla d'oro. Prima di iniziare però, voglio raccontarvi una storia. È una storia d'amore, di lealtà e di mistero. Tutto ebbe inizio quando una regina di nome Teodolinda, di origini polacche, intraprese un viaggio istituzionale alla volta del Ducato di Milano. La regina aspettava un bambino e lungo il viaggio iniziarono le doglie. Trovò proprio in questo luogo un posto sicuro e confortevole dove mettere al mondo la creatura. All'arrivo della reale carrozza e dei 1000 soldati, l'accolsero con un'accoglienza degna di una regina. Le misero a disposizione il migliore dei palazzi, il più grande, il più bello. In una notte fredda, al tepore di un fuoco, mise al mondo il bambino. Subito le campane suonarono a festa e la gente si riversò in piazza a festeggiare il lieto evento. Passarono i giorni e gli abitanti di Venzone le vollero fare un regalo. Ma non doveva essere un regalo qualsiasi, doveva essere un regalo degno di una regina. Commissionarono, allora fu
più bravo del paese una culla d'oro e gliela donarono. Dopo alcuni giorni, la regina non poté venir meno ai suoi doveri istituzionali e dovette ripartire, ma dicendo agli abitanti di conservare una culla in un luogo sicuro e misterioso. Gli abitanti così fecero e tutt'oggi nessuno sa ancora dove la culla fu riposta. Vi ringrazio fin da subito per il coraggio, la lealtà che mi avete dimostrato nell'aiutarmi in questa ricerca. Sappiate che una volta passata questa porta, ella si chiuderà dietro di voi e voi avrete poco tempo per trovare la culla e la chiave che in essa è custodita. Siate lesti, non perdete tempo, perché altrimenti vi ritroverete a camminare per l'eternità all'interno dei meandri scuri e umidi di questo feudo. Madame e messeri, che lo spirito vi accompagni, che il coraggio non vi manchi e che l'avventura abbia inizio.